bentornati, ritorniamo a Zero Branco, Eventi al Territorio torna alla sagra del peperone Zero Branco. Siamo in compagnia del nostro carissimo amico Andrea e Antonello, rispettivamente presidente e vicepresidente della Proloco. Dietro di noi tantissima gente che sta degustando questi prodotti tipici della 58esima mostra. Andrea, iniziamo con te. Quando siamo iniziati, ma soprattutto quali pietanze vengono servite dietro di noi? Allora, buonasera a tutti. La sagra del peperone è cominciata il 29 di agosto e finirà il 7 di settembre. Le pietanze esclusivamente a base di peperone. Abbiamo delle new entry per i vegani. Cosa posso dire? Tanta gente, il tempo non è stato molto favorevole le prime serate, però la gente c'è, perché vuol dire che qui si mangia bene. Sì, grazie a voi invece per questa opportunità, soprattutto perché questi volontari che dedicano tempo, togliendolo naturalmente al lavoro, alla famiglia, ai propri hobby, al proprio svago, ci permettono di trovare dei momenti di aggregazione di comunità, quindi permettono a tutti noi di passare dei momenti, delle serate in allegria, in compagnia, apprezzando però, come diceva giustamente lei, i prodotti orticoli del territorio. Quindi un doppio vantaggio, un vantaggio per il cuore e un vantaggio anche per lo stomaco e per il palato che ci permette di gustare queste delizie. Questa sera abbiamo le associazioni dei commercianti, abbiamo anche i colmelli di Zero Branco, e più c'è tanta gente che è arrivata per stare in compagnia, perché anche questa sera abbiamo un'orchestra molto rinomata. Innanzitutto ringrazio la Proloco per averci invitati e darci l'opportunità di dimostrare quanto le persone con la sindrome di Down possono essere inseriti nel mondo anche del lavoro, non solo prima di tutto nella scuola e poi nel mondo del lavoro. Il nostro obiettivo come associazione è appunto insegnare loro. Abbiamo dei professionisti che ci aiutano, psicologi che ci aiutano, e per aiutarli appunto a crescere sotto tutti i punti di vista, ognuno nella propria individualità ovviamente. Certo, è indispensabile, perché se non ci fossero i volontari qui non si fa neanche la sagra. Quindi il volontario lavora per la Proloco, per il luogo, e quindi chiaramente dà il massimo di se stesso. Abbiamo 200 persone che si prestano a fare questa manifestazione e anche le altre che faremo più avanti. Tantissimi bambini che imparano anche a stare con la gente, abbiamo tantissimi giovani che poi vogliono imparare, quindi noi siamo contentissimi. Un ringraziamento particolare anche alla Proloco di Quinto, che ci dà il supporto. Noi facciamo uno scambio da un po' di anni, noi andiamo lì a lavorare, loro vengono qui a lavorare, perché questo scambio aiuta la manifestazione nostra e anche loro. Il Veneto è un po' l'esempio in Italia di quanto le associazioni possono essere al fianco delle amministrazioni pubbliche per riuscire a migliorare la qualità della vita dei territori. La cosiddetta sussidiarietà, quindi laddove non arriva l'ente pubblico arrivano le associazioni, è tangibile e si può proprio toccare con mano qua da noi a Zero Branco, ma in tutto il Veneto. E sono le associazioni, noi abbiamo tantissime, ormai siamo attorno alle 70 associazioni, sono il vero motore vivo del nostro territorio, perché le amministrazioni possono anche avere le idee, possono anche provare a fare qualcosa di nuovo, ma solo attraverso l'accompagnamento, l'aiuto e la presenza delle associazioni queste possono diventare veramente valore aggiunto per il territorio. I ragazzi ci stanno mettendo tanto impegno, sono bravi. Sono anni che ci lavoriamo e posso dire con orgoglio che sono veramente bravi, si sono seguiti e aiutati, possono essere veramente inseriti nel mondo del lavoro.
sagra del peperone è quasi finita e comunque è stata bellissima sinceramente. Diamo appuntamento comunque alla prossima che sarà a gennaio, quella con il radicchio rosso tardivo di Treviso, e quella diciamo la degusteremo, se questa è venuta tanto, quella ancora di più. Ecco, quindi avete capito bene, Antonello e Andrea vi invitano qui a Zero Branco per la sagra del radicchio tardivo. Io adesso termino, vi saluto tutti quanti e con loro due vado a degustare questi ottimi peperoni, perché fin da qui arriva il profumo dalle cucine. Noi vi ringraziamo e vi salutiamo. Grazie.